Buonasera a tutti. Innanzitutto chiaramente per noi una vittoria molto importante e dove finalmente si è visto sul proseguimento della partita che abbiamo fatto con Pistoia domenica scorsa lo spirito giusto che deve sempre animare la squadra che va in campo al di là di quello che poi può essere il risultato finale. Questo per noi è molto importante perché talvolta in questo campionato ci è mancato questo, lo spirito, e invece oggi assieme a, secondo me, anche a una corta gestione tutto sommato di tutta la partita, dei palloni, come avevo chiesto alla squadra di provare a fare, siamo stati bravi a rispondere alla rimonta in due momenti, soprattutto fino al terzo quarto, anche un po' più avanti. Il secondo tempo per noi è stato molto faticoso, molto dispendioso dal punto di vista fisico, poi Ivano aveva fatto 5 falli, però insomma penso che abbiamo vinto assolutamente con merito, siamo stati in testa all'inizio, abbiamo distribuito bene le responsabilità offensive, la panchina che è stata chiaramente centellinata per le assenze che sappiamo, però ha dato un contributo di sostanza, sia Spinelli che Drago sono stati bravi a darci questo aiuto, anche Spinelli non ha segnato, ma ha fatto 6 asti, insomma abbiamo mosso la palla abbastanza bene e quindi questo ci mette come dire, in una posizione positiva. Come ho detto la domenica scorsa, io speravo che il campionato ricominciasse insomma per noi domenica scorsa contro Pistoia, e oggi insomma con merito va avanti e quindi questo ci dà anche fiducia e tranquillità per le scelte da operare prossimamente. Poi insomma vedo anche i risultati che dicono che il campionato è molto più equilibrato di quello che magari si possa pensare, quindi sarà appassionante fino alla fine. Oggi i risultati di Pistoia e di Pesaro, le ultime squadre che abbiamo affrontato, insomma, significano qualcosa, significa che non ci sono partite assolutamente scontate, nemmeno questo, dove noi mancavano 2 americani, dove mancava sicuramente anche Jordan Taylor, insomma, però insomma, va bene così. Che cosa pensa sia mancato nel corso di questo campionato, dal girone di andata adesso? Che cosa pensa che sia mancata da Avellino? Continuità, intensità, difesa? Ma se la disamina sarebbe troppo lunga e anche fuori luogo forse da fare adesso, perché insomma, abbiamo vissuto un girone d'andata abbastanza complicato per tanti motivi. L'importante io credo che adesso sia guardare al presente e al futuro con una squadra che chiaramente deve mettere in campo sempre questo tipo di attitudine e capire che aggiustamenti fare, che faremo sicuramente qualcosa a breve chiaramente, però insomma se abbiamo la tranquillità abbiamo visto chi è andato in campo a giocare in maniera estremamente consistente e anche la serenità dal punto di vista della classifica di essere comunque in mezzo al gruppone, è importante che facciamo le scelte più giuste per fare una seconda parte che ci dia le soddisfazioni che la prima parte del campionato ci ha visto avere in modo molto avaro, ma per colpa nostra, qualche altra